prima serie davvero interessante. Riccardo Cervi parte col miglior tempo, il 2:18,88 di iscrizione è il tempo nuotato ai giovanili di Riccione per conquistare il bronzo classe 96 in questa gara. È lui che vira il comando nei primi 50, è incalzato dal compagno di squadra del Veneto Banca Ferraro, che vira in 32,08 e poi Zampese 32,20. Ferraro che è stato argento ai giovanili, ma per l'anno 97 in quell'occasione aveva nuotato 2:22,81. Il più giovane di questa prima serie è Giovanni Izzo, corsia 5, che per l'anno 98 ha vinto il titolo italiano giovanile, in quell'occasione nuotando 2:22,19, che è il primato della manifestazione. Ciò significa che nessuno ha vinto alla sua età il titolo italiano giovanile con un tempo così basso. Intanto Riccardo Cervi che fa la gara 1:06,51 davanti a tutti, con un gran bel margine su Ferraro, compagno nel Montebelluna, e poi Barison. Primato della manifestazione inarrivabile per i ragazzi in acqua, perché porta la firma di Luca Pizzini, 2:08,47 per Luca Pizzini, stabilito nel 2009, anno in cui l'atleta della Bentegodi aveva partecipato ai campionati del mondo di Roma con la nazionale maggiore. Riccardo Cervi ancora davanti, Cristian Ferraro in seconda posizione, Giovanni Izzo che risale al terzo posto. Siamo nelle due vasche conclusive. Volata finale con Riccardo Cervi che va a prendersi la vittoria dei 200 nana maschili, 2:18,46 per lui davanti a Cristian Ferraro. È doppietta Veneto Banca Montebelluna, 2:21,23, e il più giovane Giovanni Izzo chiude terzo, migliorando il tempo nuotato a Riccione, 2:22,13. Questo è l'epilogo. Vittoria con dedica al papà di Riccardo Cervi.